Nel contesto della 13ª edizione di Tutto Sport in Prato Fiaccole di Vita, la 3 giorni del CONI Padova, si è svolta anche la cerimonia di premiazione degli studenti veneti impegnati nel concorso promosso dal CONI Veneto sulla sedentarietà giovanile, al quale hanno aderito numerosissimi studenti delle scuole regionali che hanno prodotto gli elaborati. La premiazione è avvenuta in Prato della Valle nel ricordo di Nadio Rampin e di un amico infaticabile della giunta del CONI Veneto, ovvero Paolo Carraro, recentemente scomparso. Concorso ideato anche in collaborazione con la moglie dell'ex dirigente del CONI Veneto, Antonietta Chimento, presente alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti assieme al presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle, nel ricordare la scomparsa di Paolo Carraro. Certamente è un ricordo che vogliamo dare a un grande atleta, a un grande dirigente dello sport, Paolo Carraro, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Che lui credeva veramente in quel progetto di cultura sportiva. Molte volte siamo visti come persone che si divertono, che fanno sport, che fanno crescere i fisici, che fanno crescere i nostri bambini, ma certamente vogliamo, assieme a Paolo Carraro, mandare un messaggio che lo sport è anche cultura sportiva, crescere assieme, fare associazionismo, credere nei valori dello sport, credere nella solidarietà. È stato bellissimo vedere migliaia e migliaia di ragazzini che in questo splendido panorama del Prato alla Valle, ricordo di una storia, di un'Italia che vogliamo ritorni grande, assieme a festeggiare quelli che hanno scritto dei progetti per combattere l'abbandono allo sport, per avvicinare sempre di più la gente al mondo dello sport, per far capire che lo sport è una materia che o si ama o quando si abbandona si diventa magari obesi, si va in depressione, si prendono delle pillole, si diventa, come si dice, tristi. Io ho visto questi 3.000 ragazzini che erano tutti felici e contenti. Il tema di quest'anno è stata la sedentarietà giovanile, sulla quale gli studenti hanno prodotto gli elaborati che sono stati premiati con le targhe di riconoscimento alle scuole e agli alunni. Per le scuole di primo grado è stata premiata Loredana Scudiero della Galileo Galilei di Giuliano di Sarcedo con esperienza personale. Per le scuole di secondo grado premiati Lorenzo Manfrin, Silarice di Legnago Verona e Roberto Rampino della stessa scuola, premiata Gloria Rampin dell'Inaudi Gramsci di Padova e Maro Agadi della Silarice di Legnago con Andrea Bilato dell'Inaudi Gramsci di Padova. Per i gruppi i premi sono andati ai ragazzi del Silarice di Legnago, classi terza B, seconda B, prima A e seconda A, mentre i premi di partecipazione sono stati vinti da Aldo Ferrari, Andrea Santi e Omar Tessarin della scuola Silarici di Legnago, da Iorisela Voci e da Martina Levorato dell'Inaudi Gramsci di Padova. Studenti premiati davanti ad un testimone dello sport padovano, la pluricampionessa olimpica di scherma Francesca Bortolozzi. Lo sport tra i ragazzi mi dà sempre una grande gioia, lo sport è per tutte le età, però vedere il nostro Prato della Valle pieno di magliette colorate, bambini che si divertono e praticano sport e giocano tra loro è la cosa più bella che ci possa essere. Ma quale messaggio hai voluto trasmettere oggi a questi studenti? Il messaggio è quello di praticare uno sport fin da piccoli, perché lo sport è salute, lo sport è amicizia, è divertimento, è uscire, stare in compagnia, è mettersi alla prova, migliorarsi, è imparare a rispettare le regole. Lo sport ci dà un po' la formazione che poi serve per tutta la vita. Una mattinata di grande caldo ha fatto da cornice all'esibizione dei quasi 3.000 ragazzi presenti in Prato della Valle che si sono cimentati prima della cerimonia di premiazione in un accorato balletto musicale. Prima del rompete le righe per potersi anche un po' rinfrescare sulle fontanelle di Prato della Valle. Ma che significato ha questa cerimonia di premiazione? Lo ha detto Renato Del Torchio, dirigente della scuola regionale dello sport veneto. Il significato è molto importante per noi perché prima di tutto questo concorso è stato voluto da un grande nostro amico che purtroppo ci ha lasciato in questi giorni, il professor Paolo Carraro, che ha
voluto a tutti i costi che fosse riconosciuto l'aspetto culturale dello sport nella scuola, e lo potevamo riconoscere anche attraverso questo concorso che è stato allargato a tutte le scuole del Veneto. E devo semplicemente ringraziare la famiglia Rampin perché ha messo a disposizione i premi, e vuole ricordare il papà che è stato un grande sportivo, e anche Paolo Carraro, ripeto, perché è stato per noi un grande professore e un grande amico. Il rientro a scuola ha chiuso l'intensa mattinata sportiva voluta dal CONI per gli studenti di Tuttosport in Prato.